Buonasera a tutti, intanto ciao a tutti, ciao a tutte, io ringrazio intanto i militanti, la sezione, quelli che stanno in cucina e stanno ancora lavorando perché ovviamente sono i primi ad aver merito per questa festa. Ringrazio tutti voi per essere presenti, mi scuso per essere arrivato in ritardo, ma c'era una festa anche giù a Trivano, quindi speravo di arrivare prima, detto francamente, poi non siamo riusciti perché per fortuna c'era tanta gente anche là e questo è un bel segnale perché lo si diceva là e mi pare di poterlo respirare anche qua. Sta tornando la fiducia nella Lega, la gente ricomincia ad aver fiducia nel nostro movimento, anche perché probabilmente si sta accorgendo che dalle altre parti non c'è nulla, perché la verità è, guardando la tristezza anche di questo governo, che dalle altre parti veramente c'è poco da stare allegri. La situazione è difficile, pesante. Ieri mattina mi ha telefonato il direttore generale della Riva Acciai di Verona, mi ha telefonato e mi ha detto: chiamo prima lei che è il sindaco, deve sapere che adesso chiuderemo i forni, quindi fermeremo lo stabilimento, l'avete letto, l'avete visto in questi giorni sui giornali, perché appunto è stato deciso con un provvedimento scellerato di un magistrato di fermare la Riva Acciai. Dico un provvedimento scellerato perché si sa che da anni, decenni probabilmente, la Riva Acciai di Taranto inquinava e inquina Taranto. La Riva Acciai che prima aveva altri proprietari, era una grande industria di Stato, quindi bisogna vedere poi il corso delle responsabilità. È ovvio che qualcuno lì non ha controllato, c'è qualcuno che ha inquinato, chi doveva controllare? La politica, le amministrazioni, qualcun altro. Insomma, noi sappiamo dalle nostre parti che è sindaco, che è amministratore, quali regole ci sono, lo sanno anche gli imprenditori, quali controlli ci sono e chi sbaglia paga. Evidentemente là per decenni nessuno ha fatto nulla, tutti hanno fatto finta di non vedere. E allora in un paese normale, quando succede un fatto come quello che a un certo punto qualcuno scopre che miracolosamente si accorge che per decenni hanno inquinato, in un paese normale prendi la proprietà e gli imponi di risanare, gli dici cosa c'è da spendere per fare questo anziché quest'altro intervento, bonificare, mettere i filtri, tutto quello che c'è da fare. L'unica cosa che non puoi fare è chiudere lo stabilimento, dove ci lavorano 20.000 famiglie e in un paese come il nostro, una crisi economica devastante, l'affermo della Riva Acciai su tutta Italia vuol dire qualche centinaio di milioni di euro di spesa pubblica, perché poi diventa spesa sociale, che viene scaricata sulle famiglie, sulle nostre comunità. Perché ci sta, alcuni provvedimenti presi dalla magistratura ci stanno, puoi sequestrargli le azioni, l'hanno fatto, gli hanno sequestrato degli immobili e ci sta, perché ti prendi la garanzia come Stato che vengano fatti gli interventi e quindi a garanzia ti prendi dei beni, delle ricchezze per essere sicuro che gli interventi vengano fatti. Infatti, l'unica cosa che non puoi fare, ed è una cosa folle che sia stata fatta, è sequestrare i conti, perché se sequestri i conti blocchi l'azienda. E quindi mi ha telefonato il direttore dicendo: noi, nostro malgrado, non possiamo più operare, ci hanno sequestrato i conti. E allora questo dà l'idea, parto da lì, per far capire in che paese ridicolo viviamo. Siamo veramente una repubblica delle banane. Perché in un paese normale cose del genere non possono succedere, perché quel magistrato che ha preso quella decisione sciagurata ha lo stipendio pagato dalle nostre tasse, dalle vostre tasse, dagli operai dell'IVA che gli pagano le tasse, lo stipendio pure a lui. E probabilmente, siccome poi magari spesso succede che i magistrati si candidano da una parte anziché dall'altra, anzi molto più spesso da una parte piuttosto che dall'altra, allora magari siccome bisogna andare sui giornali e essere visibili, allora per essere visibili puoi fare anche le cazzate così diventi visibile. Peccato che fa un danno al paese colossale in una situazione difficile. Ma ripeto, solo da noi succedono cose di questo genere. Quando è venuto fuori il processo, vi faccio qualche altro caso per capire come le cose non funzionano in Italia, lo sapete anche voi, ma ve lo ricordo. Quando è venuto fuori la vicenda Finmeccanica, dove c'è stato quel processo aperto con anche degli arresti a carico di dirigenti. Finmeccanica è una grande azienda di Stato, una delle più grandi aziende di Stato, fra l'altro funziona anche bene, molti stabilimenti sono al nord. Viene fatto un processo, aperto un procedimento penale. Allora, se un dirigente di quell'azienda si è messo i soldi in tasca lui, a un ladro, ed è giusto licenziarlo, processarlo e quant'altro. Se però, e questo risulta agli atti, è andato in India e ha pagato per avere una commessa per quella grande azienda, perché in India funziona così,
se l'ha fatto nell'interesse dell'azienda, se ha fatto questo, perché se non lo fa lui va un francese anziché un tedesco e porta a casa una commessa miliardaria per quei paesi. Per questo dico, siamo un paese dove le cose, la vicenda recentissima del dissidente, del terrorista kazako che viene restituito al paese di provenienza, ecco, lì abbiamo fatto veramente una figura. Il ministro dice non lo so, il capo di gabinetto non lo sapeva nessuno, va a finire che non l'avevano neanche restituito al Kazakistan perché nessuno sapeva niente. Allora, perché è stato fatto? Immagino che se il paese di provenienza lo considera un terrorista, e visto che il paese di provenienza è un nostro grande partner commerciale, tutto sommato è una cosa che non fa schifo in questi momenti di crisi, allora è normale che nei paesi si tuteli l'interesse nazionale, anche questo fa parte dell'interesse nazionale, e se tu hai un dissidente di quel paese considera un terrorista, glielo restituisci. L'unica cosa da non fare è fare la figura da paracottari che quando viene fuori la notizia dice ma non lo so, non lo sapevo, il capo di gabinetto non lo sa, il ministro non lo sa nessuno. La cosa seria è quella di dire è stato fatto perché era interesse nazionale farlo e quindi è stato fatto, punto. Quello fa un paese serio. Del resto guarda la vicenda dei Marò, quale altra figura di merda che abbiamo fatto anche lì, perché siamo un paese ridicolo. Gli Stati Uniti vengono qua, fanno un'operazione di intelligence, si portano via Muammar che è un pericoloso terrorista internazionale, e l'Italia cosa fa? Processa gli agenti segreti degli Stati Uniti e li condanna pure perché hanno fatto questa operazione. Io penso che gli americani hanno detto ma che paese è quello lì? Un paese che processa gli agenti segreti che vanno lì e fanno... Gli americani cosa hanno fatto? Quando hanno avuto la tragedia tristissima, visto che ricorre l'anniversario in questi giorni, delle torri gemelle, sono andati a prendersi Bin Laden, l'hanno fatto fuori nell'interesse del loro paese, perché quello è controllo del terrorismo internazionale. In Italia, finché le cose funzionano in questo modo, e questa è una parte del problema, poi io adesso vi do 3 numeri e poi chiudo perché altrimenti, vista l'ora tarda, rischio di stufarvi, per farvi capire come le cose non funzionano. Io mi sono fatto fare dai miei uffici perché mi piaceva cercare di capire, siccome sapete bene che fare i conti in tasca a sto paese è un casino perché è difficile riuscire a sapere le cifre, dove vanno i soldi, come vengono spesi. Ho chiesto ai miei uffici di fare un conteggio, stando a quelli che sono i dati Istat, i dati del Ministero delle Finanze, di quanti soldi finiscono ai comuni italiani, cioè a livello nazionale dove finiscono i soldi fra i vari comuni, su scala regionale, per vedere mediamente quanto viene restituito ai comuni, quindi alle nostre comunità. E allora viene fuori, questi sono dati di 2 anni fa, adesso le cose vanno peggio, nel senso che adesso torna ancora meno. Allora, il Veneto in questa classifica, se la guardassimo dal basso, siamo i primi, nel senso che siamo quelli che prendono di meno. Nel 2011 sono tornati in Veneto 211 euro per ogni cittadino del Veneto. Poi le altre regioni che più o meno hanno la stessa cifra, qualcosina in più, ma più o meno stanno lì, la Lombardia, l'Emilia, il Piemonte, la Puglia, perché è una regione del sud che ha i conti abbastanza in regola. Dopodiché andiamo a guardare la parte alta, diciamo, della classifica. Dicevo Veneto 211, Calabria 292, Basilicata 303, Campania 332, Lazio 358, Abruzzo 502, Sicilia 525, Friuli, regione a statuto speciale 576, Sardegna statuto speciale 636, Trentino Alto Adige 690, Val d'Aosta 1026. Allora, e questi sono numeri singoli pro capite. Se uno però ragiona cosa significa a livello di una singola città, se prendiamo, che ne so, il Lazio con 358 contro 211, quindi 150 euro pro capite in più, la città di Roma che fa 3 milioni di abitanti vuol dire 450 milioni di euro in più. Questi sono i numeri reali. Quanto vale sta partita? A livello nazionale sta partita vale 8 miliardi, cioè la sperequazione che c'è rispetto a quello che torna indietro qua vale 8 miliardi, senza contare che la cosa è già iniqua perché sappiamo che noi di tasse ne paghiamo molte di più e ci torna molto di meno, ma anche dovendo dire tutti alla stessa maniera, perché normalmente in un paese serio, quello dicevo siamo un paese non serio, in un paese serio i servizi costano alla stessa maniera dappertutto, quindi questi sono i costi per erogare i servizi, dovrebbero costare alla stessa maniera, ma così non è. Allora, una provocazione, ma non è neanche più una provocazione vista la situazione.
io parlo per il mio comune, ma vale per Stra, vale per Padova, vale per tutte le nostre realtà del Veneto, chi più chi meno. Io ho un bilancio di 300 milioni di euro. Quest'anno alla fine ne tornano 22 dallo Stato. Quanto versa, sempre per dare qualche numero, quanto versa la città di Verona a Roma, quanto versiamo di tasse, cioè solo IRES e IRPEF, no? Lasciando perdere l'IVA, tutto il resto, solo di tasse dirette dello Stato, IRES e IRPEF, la mia città versa all'anno più di 1 miliardo di tasse a Roma. Quest'anno tornano 22 milioni, che è il 2%, su un bilancio di 300. Allora a questo punto, piuttosto che essere continuamente presi in giro perché alla fine noi paghiamo per tutti, allora a questo punto zero a tutti, cioè io chiedo ai miei cittadini, andrò ai miei cittadini e dico guardate, rinunciamo, ci facciamo un sacrificio in più che tanto a questo punto qua non ci danno più niente, ci danno la carità, è lo stesso, ci paghiamo anche quei 22 milioni, però zero per tutti, e quindi la Val d'Aosta, anziché il Trentino, anziché la Sicilia, anziché la Campania, anziché il Lazio, quei sindaci cominciano a imparare ad amministrare. Anziché amministrare, sperperare i soldi nostri, cominciano anche loro a dover imparare a fare i conti, a fare in modo che i conti tornino alla fine dell'anno anche nelle loro comunità, perché loro sperperano le nostre tasse, tutto il nostro lavoro e tutte le nostre tasse finiscono qua. E uno pensa, beh là avranno le strade lastricate d'oro, va tutto bene, perché con tutti i soldi che arrivano, questo è il giornale del 21 luglio scorso, quindi di un mese fa. Questa è la classifica dei residui attivi dei comuni delle città italiane. I residui attivi cosa sono? Sono quelle cifre che tu metti a bilancio perché sono cifre che non hai ancora incassato, ma che hai la certezza di incassare, non sono delle multe che devi ancora incassare, delle tasse che devi ancora prendere, sai che li percepirai come comune e quindi li metti a bilancio come residui attivi. Ovvio che la cifra di residui attivi deve essere una cifra che è ragionevole rispetto al bilancio, perché se è una cifra enorme cosa vuol dire? Vuol dire che tu hai fatto sostanzialmente un bilancio falso, che siccome sei in passivo enorme, per farlo tornare cosa fai? Spari alti i residui attivi, metti delle cifre che non ti ritorneranno mai, però il bilancio formalmente a pareggio. E allora quali sono le città con maggior residuo attivo? La città di Roma ha 5 miliardi di residui attivi, cioè ha iscritti a bilancio 5 miliardi di euro che immagina prima o poi di riuscire a percepire, ed è una cifra che non sta né in cielo né in terra. Ma perché? Perché hanno un bilancio falso, perché oltre a tutti i soldi che ho detto prima di differenza rispetto a noi che vengono percepiti clamorosamente da quelle realtà, ne hanno sputanati talmente tanti altri che alla fine, siccome non riuscivano a far quadrare i conti, hanno alzato i residui attivi, è un dato falso, ma intanto vanno avanti. Roma 5 miliardi, Napoli 2 miliardi e 500 milioni, Reggio Calabria 530 milioni, Catania 670 milioni, Palermo 1 miliardo e 50 milioni, Messina 280, Salerno 360, Bari 450, c'è una città del nord nella classifica. Fadarità, no, non è Venezia, no, perché Venezia c'è il casino, c'è tutta una serie di cose che tutto sommato l'hanno aiutata non poco. È una città che comunque è amministrata dallo stesso colore politico. Torino 1 miliardo e 100 milioni di residui attivi. E allora per questo dico, dove vogliamo andare in un paese messo così? Un paese messo così dove si pensa che chi governa deve cercare di sistemare le cose. Quando siamo stati al governo noi, che se abbiamo una colpa magari rispetto all'ultimo governo, è stato che quando abbiamo visto che da Silvio Berlusconi o comunque dagli alleati non riuscivamo a portare a casa i risultati che avevamo pattuito, perché quando fai una maggioranza assieme pattuisci delle cose interessano a me, delle cose interessano a te e le si fa assieme. Quando abbiamo visto che non si davano nulla, la cosa più seria era dire sta città e il governo ne andiamo fuori perché non serve star là a tutti i costi. Però qualcosa di buono era stato fatto, ovvero sia la Lega nei decreti attuativi del federalismo fiscale, perché qualcuno era stato approvato, dicevo era perché poi vi spiego cosa è accaduto. Uno di questi provvedimenti riguardava il cosiddetto fallimento politico degli amministratori, ovvero sia se un sindaco, anziché un presidente di regione, manda in dissesto la regione che amministra, non si può più ricandidare, almeno quello, cioè uno che ha sfasciato i conti dell'amministrazione, che almeno non si ricandidi. Quello era passato, era una delle cose portate avanti dalla Lega che era passata. Dicevo era passato perché, articolo del Sole 24 Ore del 20 luglio,
bocciati i controlli sulle regioni. Cosa vuol dire? La Corte Costituzionale ha bocciato il fallimento politico dicendo che non è giusto che si vieti a chi ha mandato in fallimento la propria regione di potersi ricandidare. La stessa Corte Costituzionale che quando è stata fatta, grazie alla Lega, quella norma che metteva un tetto alle pensioni d'oro, che fra l'altro fatalità, è un caso che i magistrati della Corte Costituzionale ricadessero tutti all'interno di quelli che percepiscono le pensioni d'oro, e casualmente hanno bocciato quella norma dicendo che è iniquo che il Parlamento faccia una norma per tagliare solo chi ha la pensione d'oro, dovevano tagliarle tutte, e quindi l'hanno dichiarato incostituzionale. Allora in un paese così, dove vogliamo andare? Uno dice, beh, si possono cambiare le cose. Sì, si possono cambiare le cose, attraverso cosa? La prima cosa da fare, che purtroppo non è stata fatta, è quella di cambiare la Costituzione, perché quante cose sono state, gli esempi che ho fatto adesso, ma tante altre, la Bossi-Fini, la nostra legge sull'immigrazione, più di qualche passo è stato fatto saltare. Come? Perché un magistrato si rivolge alla Costituzionale e dice: è incostituzionale questo pezzo? Sì, la Costituzionale, e la Corte Costituzionale lo fa saltare. E così tante altre riforme. Tante altre riforme saltano perché sono riforme di buon senso, volute dalla gente, come quella di mettere un tetto alle pensioni d'oro e agli stipendi d'oro. E quant'è, vi dico, ma forse ve lo ricordate, quant'è la pensione più alta pubblica? Perché nel privato uno sono soldi suoi, ben per lui che se li guadagna. Qual è la più alta pensione pubblica che si paga nel nostro paese? La più alta pensione pubblica percepita nel nostro paese è pari a 91.000 euro al mese. 91.000 euro al mese. Vuol dire più di 1 milione di euro all'anno di pensione. Uno come diavolo fa a spendere non lo so, perché è difficile spendere 3.000 euro al giorno. Allora, per dire che in una situazione come questa, dove ci sono numeri come questi, dicevo, dove vogliamo andare in un paese messo così, dove provi a modificare le cose e qualcuno ti boccia anche i cambiamenti più sensati e dici modifico la Costituzione? Certo, come si fa a modificare la Costituzione d'Italia? Devi fare il doppio passaggio Camera-Senato per essere sicuri di complicare le cose, doppio passaggio, e se uno modifica una virgola in uno dei passaggi devi rifare tutto. Se ti va bene a fare il doppio passaggio Camera-Senato ci vuole un anno. In un paese serio, ma ci puoi mettere un anno a modificare la Costituzione se tutto va bene? In Svizzera come fanno a modificare la Costituzione? Con referendum. In Italia è vietato, dalla Costituzione ovviamente, modificare la Costituzione con referendum. In Svizzera gli svizzeri hanno cambiato tantissime volte la Costituzione con i referendum e giustamente hanno tolto il quorum. Perché? Perché se uno vuole andare a votare, bene, e se uno non vuole andare, peso per lui, deciderà chi va a votare. In questo modo si cambiano le cose. Ed è da lì che bisogna partire, perché comunque prima o poi le cose dovranno cambiare. Perché adesso è 2 anni che a livello centrale non succede nulla, anzi non succede nulla, sono aumentate le tasse eventualmente, ma riforme, quando va su Mario Monti, che sono 2 anni fa, 6 novembre del 2011, va su Mario Monti, l'uomo dei miracoli, che doveva fare le riforme, tagliare la spesa pubblica, il debito pubblico, diminuire le spese. L'unica cosa che ha fatto è aumentato di 60 miliardi le tasse in una botta sola. 60 miliardi sono 1.000 euro per ogni cittadino italiano, sapendo che c'è qualcuno che ne paga un po' di più e qualcuno che ne paga un po' di meno, vuol dire che noi ne abbiamo pagate 1.300-1.400 a testa in una botta. Dopodiché è arrivato quest'ultimo governo che è lì da 6 mesi. Cosa ha fatto questo governo in 6 mesi? Niente. Per fortuna che la Lega è fuori, per fortuna ci sono loro al governo. Tutti gli altri cosa hanno fatto? No, hanno fatto una cosa importante: hanno tolto l'IMU sulla prima casa. Hanno tolto l'IMU sulla prima casa e ovviamente io da sindaco il giorno dopo ho chiesto al Parlamento, al governo, mandatemi il provvedimento, perché siccome diversi comuni, compreso il mio, hanno variato l'aliquota quest'anno, volevo capire su quale aliquota si applica e che provvedimento mi ha mandato. Nessuno, perché non c'è. Cioè hanno fatto un consiglio dei ministri dove non è che hanno fatto un decreto, hanno fatto un proclama, hanno detto togliamo l'IMU sulla prima casa. Come? Non si sa, non c'è. Perché non c'è il testo? Non c'è il testo perché non c'è la copertura, perché non avevano la più pallida idea dove andare a trovare quei 2 miliardi. Che uno dice, beh, su 800 miliardi di spesa pubblica riusciranno bene a tagliare 2 miliardi? No, hanno tagliato i fondi al Mose, i fondi alla Pedemontana, hanno tagliato i soldi all'alta velocità al nord, hanno tagliato i fondi alle infrastrutture nostre perché magari servivano e hanno tagliato i fondi.
Poi ho detto, dove possiamo andare a prendere questi soldi? Dalle cose cattive, aumentiamo le tasse sulle sigarette, le tasse sull'alcol, l'accisa sulla benzina. Peccato che l'alcol, le sigarette e la benzina non è che le comprino o fumino o bevono solo i miliardari. La povera gente fa benzina, compra le sigarette e beve il vino, scusate, gli alcolici. E quindi come hanno fatto, come proveranno a fare, perché non sono ancora arrivati, a fare la copertura della prima rata dell'IMU sulla prima casa, aumentando le tasse. Ci faranno pagare con altre tasse una tassa che per finta hanno tolto. E ora, se noi dobbiamo provare a difenderci da qua, credo che l'abbia detto prima il nostro governatore, abbiamo fatto una battaglia dura, difficile per portare a casa le 3 regioni del nord. Ci è costata cara perché le ultime elezioni sappiamo quanto è stato difficile alle ultime politiche spiegare alla nostra gente che ci rialleavamo con Berlusconi, che per un anno era stato al governo con Monti, facendo esattamente il contrario di quello che aveva fatto con noi, ha rimesso le tasse, perché Berlusconi è un grande, Berlusconi prima toglie con noi l'ICI sulla prima casa, poi la rimette aumentandola con Mario Monti, e dopo un anno che tiene su Mario Monti gli dice a Mario Monti: ma come hai messo la tassa sulla prima casa? L'hai votata pure te. Dopodiché adesso ha detto sì, perché questo ha fatto l'estranetti di sto paese è che c'è qualcuno che riesce a fare la campagna elettorale contando delle balle grosse come una casa e la gente ci casca, perché questo ti manda il modulo a casa dicendo che ti avrebbe restituito, addirittura neanche tolto l'IMU sulla prima casa, addirittura ti restituiva quella pagata l'anno prima e ti ha dato anche il modulo per andare in posta o in banca a fartela restituire, il che era una cosa veramente una barzelletta, perché un discorso è dire diminuirò le tasse, cosa che è una barzelletta visto che casomai le hanno ancora aumentate, ma dire ti restituisco le tasse pagate l'anno prima, ma figurati se possiamo andare in Europa con i conti che abbiamo a dire che restituiamo le tasse pagate negli anni precedenti. Però il 25% della gente l'ha votato. E allora io spero che prima o poi la nostra gente, quelli che sono qua e quelli che stanno in queste comunità, cominceranno a capire che c'è una sola forza politica che coerentemente ha detto delle cose e ha fatto le stesse cose a Stra, a Padova, a Venezia, in Veneto e a Roma, ed è una sola, perché in quei governi lì e in questo governo qua quegli altri ci sono tutti, che dopo vengono qua a far finta, a dire, a fare, però queste robe qua le hanno fatte tutte loro. Noi per fortuna in quel governo non ci siamo, per fortuna la Lega ha fatto la scelta giusta di non far parte di quel governo, perché ripeto, un governo ridicolo di un paese altrettanto ridicolo. Io spero che dovremo prenderci la responsabilità noi di questo, noi sindaci della Lega, noi governatori della Lega. Dico sindaco della Lega perché secondo me c'è qualcuno che dice ma adesso Tosi parla del primario e va fuori dalla Lega. Sono in Lega da 23 anni, ci ho fatto più di metà della mia vita in Lega, non faccio né una cosa né fuori dalla Lega né contro la Lega, semmai cerco di fare qualcosa a favore della Lega. La questione delle primarie, vi dico da cosa nasce, perché uno dice ma perché tu lancia questa idea delle primarie? Semplice, perché siccome prima o poi le politiche ci saranno, ci sono 3 possibilità tecnicamente: o non ci presentiamo, è una scelta che quella. Alle ultime politiche, soprattutto noi Liga Veneta a Milano, avevamo detto consideriamola l'ipotesi di non presentarsi alle politiche, perché piuttosto che andare a spiegare alla nostra gente che ci rialleiamo con chi non ha mantenuto la parola in tutti questi anni, stiamocene fuori. Alla fine è stata fatta una scelta, devo dire, strategicamente giusta, di portare a casa la Lombardia, che era importante, e quindi si è fatto quello sforzo. Però dicevo, le possibilità sono 3: o non si corre come Lega a livello nazionale, fine della partita, oppure si corre. Se si corre o si va da soli o si va alleati. La legge elettorale, speriamo che prima o poi cambi, ma fanno finta di volerla cambiare, ma alla fine sono ancora lì che la tengono ben stretta. La legge elettorale impone l'obbligo di indicare il candidato premier. E allora, come Lega, se andassimo da soli, quale candidato premier si può scegliere? Lo scegliamo con le primarie, cioè facciamo in modo che la nostra gente, che i nostri cittadini, i nostri elettori decidano loro il nostro candidato premier, anziché deciderlo la segreteria del partito, lo decide la gente. Io credo che sia un meccanismo di democrazia e soprattutto per tornare a stare in mezzo alla gente a far vedere che ci siamo, perché a quest'ultime elezioni politiche ci hanno cancellati,
per un mese siamo spariti, in televisione sono andati Bersani, Berlusconi, Monti e Grillo, noi ci hanno cancellati. Se facciamo le primarie, ed è questo, per questo dicevo un ragionamento eventuale anche su un'alleanza, perché tutte le volte dobbiamo correre per gli altri? Perché tutte le volte dobbiamo portare l'acqua al mulino degli altri e magari dopo che non ci sarà più Silvio Berlusconi ci diranno che il candidato si chiama Marina oppure la Santanchè? È giusto che anche noi, che sia Flavio Tosi non importa, potrà essere Tosi, Zaia, Maroni, Salvini, Cota, uno dei nostri, ce ne abbiamo tanti di bravi amministratori, persone capaci, che sono sicuramente più capaci di tanti di quegli altri, e allora anziché continuare a portare acqua al mulino di qualcun altro ci mettiamo davanti anche noi, perché non è giusto continuare a correre per gli altri. Dicevo, scusate questa digressione, ma credo che fosse giusto chiarire questa faccenda. Chiudo dicendo cosa, a proposito di difendersi, di fare in modo di difendere le proprie comunità. Il patto di stabilità, perché è giusto dire andiamo contro il patto di stabilità, ma bisogna farlo di andare contro il patto di stabilità. Io vi faccio un esempio di quello che succede, io vi dico Verona perché è una grande città, ma succede in tanti dei nostri comuni, perché siccome siamo in uno stato, come dicevo prima, ridicolo, quest'anno il termine per approvare il bilancio preventivo del 2013 per i comuni è stato portato a novembre 2013. Cioè sostanzialmente quando normalmente tu approvi il bilancio preventivo dell'anno dopo, approvi il bilancio preventivo di quest'anno, cioè noi approveremo il bilancio preventivo di questo 11° mese di quest'anno. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che tu in teoria non potresti fare spese, a parte quello che è in 12esimi l'ordinario, qualsiasi spesa straordinaria non la puoi fare, perché non hai il bilancio approvato. E perché non hai il bilancio approvato? Non perché i sindaci della Lega o gli altri non sono capaci di approvare il bilancio, perché non puoi perché? Perché non hai la più pallida idea di qual è il rapporto finanziario con lo Stato centrale. Perché come dicevo prima, per esempio sull'IMU non abbiamo la più pallida idea di quali sono i conti e quindi non possiamo approvare il bilancio finché qualcuno da Roma non ci dirà qual è il conto. E per quello che dicevo prima, tutto sommato meglio che dicano ognuno si arrangia, così almeno ce le gestiamo noi senza dover tutte le volte penare e fare l'elemosina dallo Stato centrale. E allora uno cosa fa? Sono due possibilità: o fai quello che tira a campare e vi dice ai cittadini guarda ci sono delle spese da fare, delle spese straordinarie, delle cose importanti, non le posso fare, non le faccio. Quello è un atteggiamento vigliacco, perché quello è non amministrare la tua comunità per 11 mesi all'anno. Quello che si fa è quello che per dire noi facciamo da mesi a questa parte in giunta. Vi faccio un esempio banale per capire i paradossi. Noi abbiamo due squadre di calcio in Serie A, il Chievo e l'Hellas. Ci scrive la Lega Calcio e ci dice che siccome il campo del Verona, del Bentegodi faceva schifo, in effetti era ridotto veramente da schifo, ci dice dovete rifarlo con una serie di requisiti perché in Serie A si gioca su campi fatti in un certo modo, ovvero sia con riscaldamento, sintetico eccetera. Un campo così costa 800.000 euro, 750-800.000 euro. Allora la scelta quale doveva essere, se noi rispettavamo i vincoli dello Stato, di questo Stato che fa queste norme contraddittorie, era quella di dire alle squadre e alle città andate a giocare a Mantova anziché da un'altra parte, che è anche un danno economico di non poco conto rispetto al sistema della città, perché comunque chi va allo stadio spende, porta indotto eccetera. Potevo dirgli andate a giocare da un'altra parte perché non possiamo rifare il campo, perché in base al patto di stabilità e alle leggi di bilancio non li posso spendere. Oppure cosa fai? Vai in giunta e il sindaco e la giunta si assumono la responsabilità, come fanno per quella e per tante altre delibere, di avere il parere contrario della ragioneria che ti scrive guarda che tu questa delibera non la potresti adottare perché le norme di questo Stato contraddittorie tu non potresti approvarle. E la giunta cosa fa? Si assume la responsabilità e la approva. Ed è quello che abbiamo fatto. La settimana prossima andremo in consiglio comunale costituendo la società di riscossione. Siccome si fa la battaglia contro Equitalia, ma non contro i dipendenti di Equitalia, contro un sistema di riscossione immaginato dallo Stato centrale, potenziato dal ministro Tremonti, perché le regole di funzionamento di Equitalia di adesso le ha fatte Tremonti per capirsi, non è che è colpa di qualcun altro. Ed è un meccanismo micidiale, lo sapete come funziona Equitalia, non guarda in faccia a nessuno e per legge, perché ripeto non è colpa né dei dipendenti né dei dirigenti, applicano la legge dello Stato, riscuotono in un certo modo.
Dal 1° gennaio dell'anno prossimo i comuni possono fare una società di riscossione propria, spendendo meno di quello che spendono per Equitalia e cercando di essere più equi, a proposito, nei confronti dei loro cittadini. Cosa significa? Significa che mentre un organismo nazionale non riesce a distinguere il poveraccio che non riesce a pagare dal furbetto che non vuol pagare, a livello locale tu questo lo puoi fare. Come devo fare a costituire la società che la legge mi consente di istituire? Perché la legge dice che i comuni non si avvalgano più dal 1° gennaio prossimo di Equitalia, si facciano la loro società di riscossione. Come fai a fare una società di riscossione? Devi costituirla. Per costituirla serve un capitale, noi abbiamo stabilito un capitale congruo per le dimensioni della città di Verona, che è €500.000 di capitale iniziale. Lo Stato ci dice fai la delibera per costituire la tua società di riscossione, perché dal 1° gennaio non te ne avrai più di Equitalia. Io potevo fare quella delibera? No, perché? Perché non ho il bilancio approvato. E allora cosa abbiamo fatto? L'approviamo lo stesso, perché come facciamo ad amministrare in questa maniera, in questo stato ridicolo che ti impedisce di spendere i soldi delle tasse dei tuoi cittadini che tu hai fermi in cassa e non puoi spendere? E allora, quello che vi dicevo, come si fa a cominciare a far vedere alla nostra gente che la si difende? Si sfora il patto di stabilità, si violano le regole di bilancio, che non vuol dire spendere di più di quello che hai, vuol dire che se io chiedo le tasse ai cittadini veronesi, le loro tasse le spendo, perché non esiste che io le spendo in dicembre, l'ultimo mese dell'anno. Grazie e buona serata a tutti. Grazie al nostro grande segretario nazionale Flavio Togni. È stata, credo, sicuramente una grande serata oggi, questa sera a Stra. Abbiamo salutato e ringraziato tutti i militanti, dopo andrai sulle cucine perché hanno fatto da mangiare in maniera meravigliosa, una grande squadra che ha servito, che ha fatto, per cui veramente con grande soddisfazione vedi, ti regalo anche la maglietta. Grazie per la serata e sicuramente a Stra sei tempo ti aspettano, domani e anche domenica. Domani a Roma, ma... Grazie Flavio, buona serata a tutti, mi raccomando, continua la festa domani sera, domenica sera, tutti insieme qua per far vedere grande il nostro movimento. Buona serata a tutti, grazie.